Per lavoro sì. Invece per tempo libero Il caldo record di questi ultimi giorni fa correre alla ricerca di refrigerio, come l'area del laghetto di Camazzole a Carmignano, a ridosso del fiume Brenta, preso d'assalto da giovani e famiglie. Negli ultimi 3-4 anni veniamo spesso, è un posto bellissimo, fresco, i bambini si divertono ed è anche abbastanza sicuro, insomma. Ecco. E venivate soprattutto nella parte del lago voi, che però dite adesso è un po' più disagevole. Sì, quest'anno, viste le piogge abbondanti, l'acqua è abbastanza alta, perciò è difficile trovare un posto dove mettersi. Però dalla parte, diciamo, di qua del Brenta è ancora fattibile, insomma. Una vera oasi a due passi dai centri dei paesi dove potersi rifugiare per qualche ora e per bambini e ragazzi un parco giochi naturale. Com'è quest'acqua? Bellissima, è molto fresca e ogni volta che veniamo qua mi diverto tanto. A te piace l'acqua? Sì, tanto. È alta, tocchi, com'è? Raccontaci un pochino. In alcuni pezzi ci tocco, in altri no. Però Non hai paura. Sì, no, no. Ma è vero che avete visto anche un animaletto un po' speciale in acqua? Cos'era? E come si chiama? un visone. Un visone. In acqua? Sì. Con voi? La cosa più bella di questo posto è proprio il tuffarsi, dato che dall'altra parte del lago ci sono alcune sporgenze da cui tuffarsi. L'anno scorso c'era anche un alberello con delle liane più o meno e quindi ti aggrappavi e ti tuffavi. E qua fai lo stesso? Sì, esatto. Insomma, in questa vigilia di Ferragosto il posto ideale per affrontare questo caldo torrido. Le previsioni dal loro canto annunciano già sabato sera temporali e piogge che si presenteranno anche domenica, portando a un importante abbassamento delle temperature.